Allora era la mamma di Pierino qua colloquia con gli insegnanti. Pierino terza media, già ho fatto 2 o 3 volte la terza media, allora va, professore di italiano. Buongiorno, sono la mamma di Pierino, signora. Guardi, cosa devo dire? Pierino in italiano è una roba vergognosissima, cioè, non sa nulla che il frutta, cioè veramente io non so, cioè terza media, non sa farmi un tema, non sa farmi una roba normale, no? Va a vedere con le matematica, arriva con le matematica, sono la mamma di Pierino, signora. Matematica, ma non sta neanche a farmi 10 per 10, questa qua, 1 per 1, non so, cioè questa qui veramente, sì, io non sai, io non, proprio no, ma strani, perché che la si mette, no, veramente no, arriva che di scienza, sono la mamma di Pierino, signora, anche lei, ma guarda, io non so, lei di mandavore che il frutto, perché veramente, cioè, scuole nuove, no? Arriva quella di disegno. Buongiorno, sono la mamma di Pierino. No, signora, piacere di conoscerla, guardi veramente suo figlio in disegno, è una roba spettacolare, vergognosissima, ma a livello positivo, perché guardi, fa dei disegni, ma una roba, una realtà che io non arrivo a capire. Pensi che l'altro giorno ha disegnato una mosca nel vetro della finestra della classe, ma oltre ai suoi compagni anch'io, che sembrava talmente reale che sono andata a tirarla via, cioè la mosca disegnata talmente reale che sembrava viva, sono andata io per tirarla via, no? E la mamma di Pierino, non stia a dirmi queste cose, non abbiamo ricoverato il nonno. Come? Abbiamo ricoverato il nonno in chirurgia plastica. Pierino non ha disegnato una fighetta nel tubo della stufa ricoverato con la lingua scottata. Porca